Aveva lasciato le chiavi in auto, ma qualcuno ha visto ed ha pensato bene di rubare la vettura che era parcheggiata di fronte all'abitazione in una stradina privata. Il furto è avvenuto in via del Bellato a Merlengo di Ponzano nella notte tra martedì e mercoledì. Ad accorgersi del furto il marito. Chiama mio marito alle 6 del mattino chiedendomi se dov'è la macchina, se sono a casa, se sono via da qualche parte, perché la macchina rossa non c'è, la Citroen. Niente, ho preso in ciabatte e sono uscita di casa cercandola qua intorno per i campi, già avendo in mente cosa possa essere successo alla macchina, però non l'ho trovata. Chi ha rubato la macchina si è schiantato dopo qualche chilometro. La Citroen rossa è stata ritrovata gravemente danneggiata e abbandonata in via Schiavonesca Vecchia a Selva del Montello. La proprietaria ha presentato denuncia ai carabinieri e dà le idee chiare su chi può aver preso l'auto. Dei ragazzini hanno portato via già l'altra macchina, la macchina bianca qua, non li ho denunciati proprio per non fargli del male a livello penale, che mi pento amaramente adesso di non averlo fatto. Una bravata, ci racconta, che rischia di costare davvero tanto ai ragazzini. Ora sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per identificarli. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza alla ricerca di un'immagine utile. L'appello della proprietaria. Di chiedere scusa, ovviamente i danni saranno quantificati e se sono chi presumo io minorenni saranno i genitori a pagare i danni giustamente. Che assolutamente queste cose non si fanno perché le macchine non si rubano, le macchine non si toccano, si fa la scuola guida e ci si compra la macchina perché ci si devono fare tanti sacrifici per avere le cose. Insomma, potrebbero essere minorenni. La donna ha anche denunciato questa vicenda sui social sperando che qualcuno possa aver visto qualcosa. In questo caso, ci dice, chiamate il 112.